Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. Chi glielo dice a Charlie Chaplin che non è cambiato niente, 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 niente,
E adesso chi glielo dice a Charlie? Che non è cambiato nulla, assolutamente nulla. 348 80 40 254, anche questa Casa Piretti, sì, è vero, cantiamo in quest'ora, cantiamo di tutto. E ci va anche un po' di coraggio, un po' di incoscienza per riproporre un brano così strano, ma così veritiero di un Celentano, ma di tanti anni fa. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti. Tra un po' qui con me Azzurra con una scaletta pazzesca, ma sono le 20:10 e dopo un pezzo come questo mi viene solo da pensare che visto che non è cambiato nulla, allora siamo davvero tutti matti. Benvenuti! Matti, siamo tutti matti, urliamo, ci insultiamo da nevrosi, siamo afflitti, sbagliamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura, ogni promessa in fondo è l'incertezza e la paura, fragili ed inetti, bugiardi trasformisti, regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti, matti. Intraprendenti veri o duri appariscenti, decidiamo che destino avremo mai, se l'occhio andrà d'accordo col cervello, se il cuore ci dirà la verità. Tenere incompresi a quelle labbra ancora appesi, questa guerra bella ma ci esaurirà. Uomini, che fantasia, donne anche voi, che imprudente d'uscita, ogni sistema è buono per fregare questa vita, barche senza remi, asciutti temporali, frammenti di infinito in balia dei cellulari. Siamo tutti matti, matti proprio tutti, buoni solamente a strofinarsi dentro i letti, uomini di memoria, vittime in carriera, grazie ad una mela siamo entrati nella storia. Siamo tutti matti, matti. Sciocchi intraprendenti veri o bui appariscenti, decidiamo che destino avremo mai, se l'occhio andrà d'accordo col cervello, se il cuore ci dirà la verità. Teneri incompresi a quelle labbra ancora appesi, questa guerra è bella ma ci esaurirà. Uomini, che fantasia, donne anche voi, che imprudente bugia. Matti senza via d'uscita, ogni sistema è buono per fregare questa vita, barche senza remi, asciutti temporali, frammenti di infinito in balia dei cellulari. Siamo tutti matti, matti proprio tutti, buoni solamente a strofinarsi dentro i letti, uomini in memoria, vittime in carriera, grazie ad una mela siamo entrati nella storia. Siamo tutti matti, matti, matti. Ma prima di fare entrare Azzurra, andiamo a ricordare i premi protagonisti di questa sera, ragazzi. Cercate di portarvi via i premi più belli, cercate di indovinare la canzone e provare a evitare le faccine rosse per vincere un buono ristorante, una bella sorpresa con nascosto all'interno dello zaino, un buono formaggio, un buono carburante e la spilletta. Ragazzi, mi raccomando, tra un po' aprirò le telefonate, ma adesso sistemo il microfono
l'altezza. E questa, signore e signori, ladies and gentlemen, Azzurra Ranieri! Buonasera Azzurra! Ciao Enrico, buonasera a tutti! Un inizio un po' particolare questa sera, devo dire, sì. un po' osè, però sai che mi piace rischiare, mi piace tantissimo. Benvenuta! Grazie a te di avermi invitato di nuovo. Tra un po' giocheremo, ricorda il numero anche a sto punto per i saluti e le richieste da Azzurra, vai! 348 80 40 254, noi aspettiamo i vostri messaggi. E adesso Gerardina trovato con Non ho più la mia città! Nel giorno che le dissi, tu Catania, non mi basti, dei miei sogni che ne hai fatto, me li hai chiusi in un cassetto e sognavo di partire, di trovarmi in un bel posto per poter riaprire quel cassetto ormai nascosto, chiuso con delle catene, pieno ormai di ragnatele. Mi dicevi da bambina, guarda sempre quelle stelle, adesso sai, vederne una che va giù, tutto sia vera, quante stelle avrò contato, quante ne ho viste cadere, ma l'America è lontana, ma l'America, era questo sai il mio sogno, di volare su New York. E adesso sto cantando, ancora sto sognando, sempre dalla mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E così presi quel treno, mi fottevo di paura, mi portai solo il cassetto ormai di ragnatele, e così arrivai a quel posto fatto tutto di motori. Mi mancava la mia spiaggia, mi mancava la tua faccia, e ogni notte mi portava a guardare i pescatori. E adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Azzurra! Perché lo spengo? Perché lo spengo? Dove vivo non c'è il mare, sulle case sempre nere, solo nebbia e vento freddo, sopra il grano scende pioggia, ma le strade sono bianche, non c'è terra, non c'è sangue, penso ancora alle parole dei nati sul giornale, chi non ha paura di morire, muore una volta sola. E adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Azzurra Ranieri per voi!
Me l'hai salutato tu zio Massimo? L'ho salutato, io speravo fosse Perdere l'amore. No, vabbè, diciamo che non è lo zio, No, è il neanche cugino. papà. Niente, Neanche il niente, cugino, proprio, niente. ma neanche la super mega lontana. Niente. Niente, vabbè. Comunque salutiamo Massimo Ranieri che ci ascolta tutte le sere. Ciao Massimo, grazie. Speriamo. Sì, no, tutte le sere. Lui proprio non si perde una puntata da ormai 6 anni di Casa per lei. Pensa che quando fa la tournée fa solo date il sabato e domenica, perché in settimana oppure dalle 21. Non è vero, sto scherzando, non ci crede nessuno. Comunque sia, 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, come le richieste, proprio come questa. Andiamola a leggere insieme, Azzurra. Vai, vediamo un po', anzi leggila tu. Vai Paolino. Ciao Enrico, sono Samuele di Nizza Monferrato, volevo mi cantavate Rossetto e caffè. Io sono qua apposta. E quindi, eccola! Che serata, solo in compagnia. Stop. Oggi sbagliate io a tonalità. Era più o meno un tono? Più un tono. Tu l'hai fatta meno? No, è più un tono. Vabbè, ragazzi, questo è il bello di Casa Peretti, è il bello dal vivo. Non un tonno, regia, non è che vado a comprare i tonni, è più un tono o meno un tono. Ma perché gli do anche retta a Paolino in regia? Non si parla di pesce qua, si parla di... Vabbè, andiamo, Vabbè. vai. Ci riproviamo. Ma sì. Quanto ho bevuto senza te. Lascio indietro la musica che c'è, ho bisogno adesso di sentire te.
E poi dopo questo successo è arrivato quello del festival e adesso sappiamo tutti chi è Sal Da Vinci. Per sempre sì. Per sempre sì. Non so se sappiamo tutti per sempre sì, però comunque sappiamo. Uè, giochiamo? Giochiamo un po', Azzurra? Dai, giochiamo, vado a prendere le buste, Subito. giochiamo con i nostri amici a casa, apriamo direttamente il telefono componendo il 378 40 80 506. Potete portarvi a casa uno dei nostri super premi. Alziamo il volume della telefonata e questo è una meraviglia. Io appena tocco il mixer arriva subito la telefonata. Pronto, chi sei e da dove? Sì, ciao Enrico, ciao Azzurra, Marcello e Elisa da Capri. Ciao Marcello, ciao Elisa. Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Ciao a Tutto voi. bene? Tutto a posto, tutto bene, come sempre pronti con 15. Vi sta piacendo questa puntata? Tantissimo, tantissimo. Bene. L'entusiasmo dilaga. Sì, Celentano è stato meraviglioso. Grazie di cuore. E adesso 5 a 15, avete detto già 15 se non sbaglio? Sì, 15. Ragazzi, in bocca al lupo, eh? Questi sono i vostri 15 Grazie. secondi. Secondo te come andrà a finire? La sanno? Secondo me sì. Secondo te sì. Vai. Eccola, è quella che ieri non ha indovinato Gilles, che salutiamo. Ciao. Ragazzi, ieri ho aiutato molto su questo brano, Ieri l'ho aiutato. Come ai, dai. Perché l'ho persa ieri la trasmissione, l'altro ieri non c'ero, allora provo, ma aiuto, qualcosa di Vianello, non so. Potrebbe. Provo a dire i Vatussi, mi azzardo, ma... No, niente Vatussi, come ho detto ieri, è un brano dei più ballati negli anni 60, suonato e cantato da Gianni Morandi. Però grazie ragazzi per aver giocato con noi, un abbraccio fortissimo. Grazie a voi. A voi ragazzi, Ciao. buona serata. Ciao. Alla prossima. Ciao. Bella Belinda è innamorata, parla da sola con l'insalata. Ragazzi, era facile. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Giusy da Michelino. Aspetta che ingoio. Cosa stai facendo, Giusy? Stavo mangiando. Che cosa? Un'insalata di... Sai cos'è il carosello? Lo sai? No, aiutami, cos'è il carosello? Ecco, vedi che non lo sai. 15 o 5, dimmi te. 15. No. Ok. Allora, non è... è della famiglia del cetriolo, quindi è un... È un legume. Ma che ne so No, è io? sempre un cetriolo. Ma hai preso... Hai perso, mi dispiace, hai perso. ma- Ciao Enrico, sarà per la prossima. Ciao. Ma hai preso per la prova del cuoco? Questa è casa mia. Certo, te l'ho detto io, figurati. 5 o 15. Eccolo, guarda. Sì, allora io faccio 15. Ecco, ma guarda la regia, che spettolo. È questa Esatto, roba, giusto? quello è il carosello. Perché noi siamo in Quello è il diretta, per quello che carosello. possiamo fare Enrico, queste cose. allora. Ok, va bene. Torniamo Hai seri, perso. Ho perso e io accetto. Bene, ok. 5 o 15 per te questa volta? 15. 15, sei pronta? Questi sono i tuoi 15 secondi, in bocca al lupo. Dai, vai. Come dico sempre, questa è una delle mie 10 canzoni preferite. Dal titolo? Il carosello. No. Dal titolo? Non lo so, Enrico. Allora niente, grazie per aver giocato con noi. Dai, ciao. Buon appetito, ciao. Ciao a tutti e due, ciao. Ciao. Io non l'ho mai mangiate quelle cose lì, anche perché io sono un po' al coccomero, l'anguria, il melone, non le digerisco. Io mangio un'anguria oggi a Natale e finisco di digerirla, e quindi non è il caso. Ma perché Enrico è perché ci abbiamo la giovinezza. No, ma anche da piccino era così per me, anche da piccino. Pronto, chi sei e da dove?
Ciao, sono Domenico da Castiglione Torinese. Ciao Domenico, Ciao. benvenuto a Luserna San Giovanni, benvenuto in Casa Peretti, benvenuto in Rete 7, 5-15 secondi. 15. 15, sei pronto? Questi sono i tuoi 15 secondi, vai! Non finiscono nella via. Il titolo? Vai, bravo, bravo! Il titolo! Il titolo! 883 come mai? Sì! Bravo, bravo! Mi ripeti il tuo nome, Giuseppe? Domenico da Castiglione. Domenico, Era lui. grazie Domenico. Allora, Domenico, bravissimo, complimenti anche per l'intonazione. Dall'1 alla 10, quale busta vuoi? Quale busta vuoi? Quale? Aspetta che chiedo a mia figlia Arianna che busta. Chiedi alla figlia di Anna. 3. La numero 3. Oh, vediamo subito come partiamo. Io vorrei non partire con una faccina rossa. Ma no. Partire con un bel premio. Il primo? La prossima volta, perché qui c'è una faccina rossa. Ciao, grazie! C'è la faccina rossa, mannaggia, proprio la 3 dovevi prendere. E vabbè, grazie! Non devi Buona parlare, serata, non devi dire nulla. Ciao. E vabbè, aspetta Te che la sposto questo. chiami la faccina rossa? Ma queste faccine rosse No, ormai anche a casa stanno lì. Dai, ancora una telefonata, sì, c'è tempo. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Sabrina da Torino. Ciao Sabri. Per gli amici, Ciao Giurra. per gli amici detta faccina rossa. Rossa, certo, ormai sono diventata famosa io No, con questa faccina. dai. Ma questa sera sarà tutto un altro gioco. 5-15. 15. Questi sono i tuoi 15. Dai, Sabrina, dai. Una delle bellissime di... No, nascondi sta faccina, eh. Allora, nell'area di Marcella? Brava. Adesso vinciamo. Allora, ci sono 5 premi e 4 faccine, Una Vinciamo. è qui e la voglio lasciare da sola, qui. Vai Sabrina, Mamma mia. vai Sabrina. Vai che prendo faccino, eh. Vai. Poi facciamo 8-9 di Vai. faccini. Lo so. Vai. Facciamo la 6. Fermi, la 6. Oh, vuoi guardare tu? Dai, No, guarda ma io. con Sabrina devo spizzicare io. Ormai con Sabrina c'ho un rapporto... Non mi sbirciare. Vuoi sbirciare? Sbircia. Guarda un po' la faccina Guarda la mia. Guarda la faccina di Azzurra, come ti sembra? Cioè, sembra la faccina rossa, fa gli occhietti come la faccina rossa. Scusa, vai a vedere. No, Uguale. la faccina rossa è triste. Azzurra stava sorridendo e stava sorridendo perché hai vinto il primo premio, il buono ristorante del valore di 50 euro. Sì! Brava! Bravissima Sabrina, mi raccomando. Grazie Enrico, finalmente ce l'ho fatta. Un messaggino al 34880 40 254 col tuo nome, cognome e cosa hai vinto. Vedi che questo è un gioco che se tu provi, prima o poi un bel premio te lo porti a casa. Grazie Sabrina. Ciao Grazie Sabri. Enrico, ci vediamo sabato a Cavassa. Bene, a Carmagnola, grazie di cuore, grazie. Ciao, allora ti porto al buono lì. Sei bravissima. Grazie Ciao, mille, un Sabri. abbraccio, ciao. Ciao Sabrina, grazie. Oh, ragazzi. Il primo premio l'abbiamo dato. Oh, volevo chiudere così questo primo tempo. Abbiamo chiuso in bellezza e riapriremo il secondo tempo ancora di più perché arriva un brano bellissimo cantato dalla nostra Azzurra Ranieri, ma fra 2 minuti e mezzo, 3. Pubblicità. Il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue manfette su di me, ma che freddo fa, ma
ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più e senza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mi hai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più e senza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Cos'è la vita senza l'amore? Cos'è la vita senza l'amore? E senza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Se manchi tu. Brava, 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 bravissima. Ma mo questa canzone ripete tante volte cos'è la vita senza l'amore. Azzurra, cos'è la vita senza l'amore? È sempre il marzullo che viene fuori in me. Allora, la vita senza l'amore è sicuramente una vita meno piena. Aia con menus a green. Non volevo dirlo. No, qua puoi dire Volevo tutto. dirlo, Casa però. Peresi si può dire di tutto e il contrario di tutto. Diciamo che se trovi la persona giusta si sta benissimo in coppia. Vero. Ma io dico che si sta bene anche da soli, e se la persona giusta non arriva e tu ne sai qualcosa. Ma io no, io adesso non svegliamo gli altarini qua al 348 80 40 254. Messaggi, fotografie, richieste, saluti. Sono le 20:40, possiamo riaprire il nostro giochino, il nostro giochetto. E il 378 4080 506 per giocare le insieme chiamate. a casa Peiretti. Vediamo se c'è qualcuno che ha il coraggio di mettersi in gioco. Sì, pronto? Chi sei, da dove? Ciao, sono Stefania d'Alessandria. Ciao Stefania d'Alessandria, benvenuta. Sei pronta a giocare con noi, Stefania? Sì, prontissima. E allora, 5 o 15? 15 ovviamente. E allora Stefania, questi sono i tuoi 15 secondi, eccoli! Aspetta che tolgo così. Dai che ci siamo Stefania, dai. Allora, grande amore. Bravissima. Ma lo dici così davanti a tutti? Lo dici a me? Lo dici a me? No, non a te, però è la canzone. Brava Stefania, brava. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Abbiamo già trovato una faccina rossa, un premio, quindi al 50% di possibilità di vincita. Vai col tuo numero preferito? Allora, numero... Chiedo a papà così... Chiedi a papà.
Vado col 7. Il 7, vediamo subito cosa c'è all'interno del 7 per Stefania. Guardiamo insieme, vai Stefania, eccola qui, a faccina rossa. Mamma mia, ma glielo dici Colpa di papà. mamma mia, papà, perché? Vabbè, pazienza, grazie. Ci riproveremo, grazie. Brava, bravissima, grazie. Grazie. Ciao. 378 40 506 per i vostri per le vostre telefonate, per provare a giocare insieme a Casa Peiretti. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, Umberto da Nichelino. Umberto, buonasera Umberto. Siamo pronti? Giochiamo insieme con 5 o con 15? 15 per Umberto e partono in questo esatto istante. Vai! Umberto! È antica. No, mica tanto. No. Anni 90 probabilmente. Quelle che piacciono a Enrico. Subito dopo la prima guerra mondiale. No. Tra la prima... Claudio Villa sarà. No, tra la prima e la seconda. No, guarda che questa è del 90 circa, adesso non mi ricordo di preciso, ma siamo lì, Niente? Non hai il titolo? Niente. Vabbè, grazie Umberto, grazie, ciao. Ciao. Ciao Umberto, ciao. No, Tra questa... le tue canzoni preferite questa. Ma questa è dei miei artisti preferiti, sì, Pooh. Non so, mi guardi gentilmente regia l'altra donna dei Pooh che anno è uscita, per favore? Grazie. Pronto? Chi sei da dove? Pronto? Ciao. Buonasera. Salve, sono Silvana da Torino. Silvana, buonasera Silvana, benvenuta. Puoi indovinare con 5 secondi, avere 2 possibilità o con 15 averne soltanto una. Silvana, quale scegli? Io la 4. Vabbè. La 4 mi piace, mi piace molto. Ma per andare a scegliere la busta devi indovinare il brano. Quindi puoi decidere se provare a indovinare il brano con 5 secondi e avere 2 scelte, quindi se va poi male se va male la 4 ce n'è un'altra, oppure con 15 secondi avere solo una possibilità. Dimmi Silvana, 5 secondi o 15 di canzone? Mario. 15 secondi. 15, Mario ha detto 15. E quindi siamo pronti per ascoltare i vostri 15 secondi. Eccoli. L'anno che non dà di Lucio Dalla. Allora, il titolo qual è, Silvana? L'anno che? Che non va di Lucio Dalla. Aspetta, ci siamo quasi. Occhio solo... L'anno che verrà. Bravo Mario, direi anche bravo Mario. Silvana, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, quale busta vuoi Silvana? Rimani sulla 4? La 4. Non cambia la busta che ha detto prima, la busta numero 4, la busta numero 4. Mia cara Silvana, sei pronta? Sì. Hai vinto 20 euro di buono formaggi. Bravissima! Che fortuna! Che fortuna, direi di sì. Tra tutte, però sono brava. No, bravissima. Bravo Mario, soprattutto direi. Però brava Silvana, grazie, ciao. Mi raccomando, ferma Silvana, fermati Silvana. Un messaggino al 348 80 40 254 con nome, cognome, cosa hai vinto, e domani aspettatevi la mia chiamata dal mio telefono personale che finisce con 020. Rispondete, non cercherò di vendervi niente, ma ci mettiamo d'accordo su come ritirare il buono. Va bene? Va bene. Grazie Silvana, ciao. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera.
Che bella serata, 2 premi super sono andati via, il primo premio e il terzo premio, che meraviglia. Sono le 20:47, io direi di lanciare la pubblicità, torneremo a giocare domani insieme a Claudio Jackie Music, pubblicità e poi arriva Irene Grandi con Boom Boom, ma subito dopo la pubblicità. Piccola precisazione, siamo andati a scovare l'anno di uscita di L'altra donna, che il nostro teleascoltatore non ha indovinato, ma ha detto che era tra la prima e la seconda guerra mondiale. No, 1990, l'album di Uomini Soli, quindi ragazzi non è vero che facciamo solo quelle lì indietro, ne facciamo tante, ma proprio tante, quasi tutte, anche perché il gioco continuerà anche dopo la pausa estiva. A proposito della pausa estiva, abbiamo ancora questa settimana e la prossima da stare insieme. La prossima tu ci sei sempre il mercoledì. E quindi ragazzi è il momento di Irene Grandi. Vai Azzurra! Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che fa bene. Sì, il lavoro fa male, lo dicono in troppi. Una valigia di sole prima della partenza, da domani vacanza. E tutto il mondo fa come la vita in Giappone, lo vorrei tutti sapere, e poi parlare all'imperatore, chissà se piove o c'è il sole, io vado a vedere. Mi sono persa in Giappone, e così vedrai che qui si sta bene, anche qui i ragazzi si baciano sui motorini davanti alle scuole. E tutto il mondo è paese, siamo milioni, milioni di case, colori, e chissà se tutti mettono fiori, sì, nei cannoni, tra la gente che gira, la vita che arriva e va. Il mondo gira, boom boom, batte il cuore, boom boom, il mondo è un giro tondo, no, che non scende ancora, boom boom, batte il sole, boom boom, la vita gira in tondo, casca giù il mondo
Azzurra, andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fino a qui. Vediamo un po' cosa hanno scritto e chi ha scritto. Complimenti per questa interpretazione, questo boom 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 boom. Sei lo strumentista di un'orchestra, hai onestà, lucidità e conosci i tuoi talenti, capacità ma anche limiti. Insieme ad altri sei utile e non è poco. Saluti Rotellini Carlo, grazie Rotellini, troppo buono Rotellini, grazie. Vai Paolo, uno dietro l'altro perché siamo in ritardo. Piccolo Noah, grazie al piccolo Noah, Titti e Giovanni, zia Marta e Enrico, che c'ha oggi un nostro piccolo fans, ci ha portato a me e zia Marta una torta e tante altre cose buone dell'orto. Ciao Noah, grazie! Buona serata a Casa Peretti, un bacio Dani da Alessandria. Grazie Dani, grazie. Eccomi qua, pronto a cantare con te. Grazie per la splendida sorpresa che tu e Alessia mi avete fatto oggi. Via Moro, eccolo. Grazie Noah. Comunque, come ho detto prima, come ho detto in queste puntate, è incredibile come il pubblico di Casa Peretti abbia 3 generazioni, se non 4. Io non lo so questo successo, questa cosa così bella da dove arrivi, ma grazie a ognuno di voi. Ciao Enrico, ciao Azzurra, belli, bravi e sorridenti, mettete il buon umore a chi vi segue, a chi vi ascolta. Un grande abbraccio Stefania da Rondissone, grazie Stefania, grazie. Ecco la prova fotografica del campanile di Valperga, 63 metri di altezza. Ieri ve l'ho fatto immaginare, oggi eccolo. Saluti da Simona, grazie Simona. 63 metri. Ciao Casa Peretti, buona serata, pronti a seguirvi. Michela da Torino. Ciao grazie, Miki, Michela. Grazie Miki, grazie. Buonasera Enrico, buonasera Azzurra, anche stasera sono qui ad ascoltare dall'altra parte dello schermo delle bellissime canzoni. L'altro giorno ne ho sentita una di canzoni di Amedeo Minghi, Un uomo venuto da molto lontano, dedicata a Papa Giovanni Paolo II, a San Giovanni Paolo II. Chissà, forse tu o uno dei tuoi ospiti potresti ricordarla, tutti i perettini, un bacio dal Lago Maggiore d'Intra. È una canzone che ho fatto circa un paio di mesi fa, te la ripropongo domani sera. Grazie, ciao Enrico, ciao. Sono Bubu da Torino, bravo. Bubu, guarda Azzurra, c'è Bubu, c'è Bubu. Vai Paolino. Ciao Azzurra, ciao Enrico, vorrei ascoltare Sipario. O era un lunedì. Grazie, un abbraccio. Sono 2 mie canzoni, va bene, te le metterò in programma, se non domani, venerdì. Comunque, grazie per le richieste. Tanti bacini Enrico dalla piccola Luna che ti segue ogni sera, da tutti noi, Simona, Sergio e Stella da Torino. Ciao piccola Luna! Oh, che bella! Che bella! Casa Peretti, il drink giusto in queste torride giornate. Un abbraccio da noi, solo noi, sempre noi, al fossile Germano. Ciao, grazie! Ciao! Carissimi, grazie! Ciao Enrico, un grande abbraccio e saluti da Villar Perosa, da Mark. Ciao Mark, grazie Mark, salutiamo tutta Villar Perosa. Ciao Casa Peretti, sei simpaticissimo. Azzurra, sei splendida. Cinzia da Carignano, grazie, è una Cinzia, tua fans, eh? sì. La vedo sui social, è attiva, Cinzia. Brava Cinzietta, bella. Cinzia, grazie. sempre. Un grande pezzo di Celentano, grazie per questo regalo. Viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia d'Alessandria, concordo sul grande pezzo di Celentano, bellissimo. Grazie Silvia, grazie Giovanni, ciao. Inizio toccante in Casa Peretti, bravo Enrico, sei un grande. Ciao Azzurra, brava come sempre. Massimo da Venaria, grazie Massimo. Grazie Massimo, grazie Venaria. Ciao mitici, finalmente è tornata la number one, Jill. E Jill che ieri non mi ha indovinato, bella Belinda. Ciao Enrico, grazie per la canzone di ieri sera, tanti saluti ad Azzurra, siete bravissimi, un saluto da parte nostra, Anto e Niki da Venaria. Ciao Anto, ciao Niki. Regia, andiamo fino alla fine con i messaggi. Vediamo, salutiamo Antonico, andiamo solo più i ciao, saluti, Mattias, potresti cantare Bottiglie e Prive di... Vabbè, grazie Mattias, grazie, non la so, è il monologo perfetto del grande dittatore Matti di Nato Zero, serata perfetta, Tommy, Luca, Simona e Virginia da Torino. Ah, che bello che hanno apprezzato queste follie, ogni tanto venite per le follie. Ciao Enrico, ciao Zbra, come state? Spero bene, finalmente le 20, un'ora all'insegna della buona musica, un saluto da Roby75, bacio a Blasone Bruno. Ciao Roby75, latte meno sano è il Parma Latte. Ciao Roby75, queste freddure le ha solo lui. Ciao Elena, grazie, andiamo solo più con i saluti perché mancano pochi secondi. Ciao Elena, ciao Chiara, e poi abbiamo, vai regia, uno dietro l'altro, più veloce che puoi, vai, salutiamo Chiara. Non leggiamo più il messaggio, 20 secondi. Ciao Lu, ciao Daniela, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Giacomo da Castagnola. Ciao Giacomo, ciao Alice James da Polonghera, ciao. Beh, perfetto regia, ciao Giuseppe Barbara, ciao. E poi abbiamo finito il tempo, abbiamo finito il tempo. Ciao Angelica, ciao ragazzi.
Grazie Azzurra, sei stata strepitosa. Grazie Paolino. Noi ci vediamo la prossima settimana e invece con voi domani sera qui con me Claudio. Buona serata a tutti e grazie per essere stati con noi. Ciao! Ciao, grazie.